Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee numero 2 del 2023. Nella prima puntata del 2023 abbiamo visto come la normativa da applicare per la difesa integrata delle culture erbacee e di tutte le culture sia rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno scorso. Questo significa che noi dobbiamo di fatto applicare quanto dice la direttiva 128 del 2009, la direttiva europea 128 del 2009, che è stata recepita in Italia dal PAN, dal Piano d'Azione Nazionale, e che stabilisce che dal gennaio 2014 è obbligatorio per tutte le culture e per tutto il territorio della Comunità Europea applicare i principi della difesa integrata. Ma dal punto di vista pratico l'agricoltore, il tecnico consulente devono considerare anche dove operano, perché a seconda del comune in cui è inserito l'appezzamento per cui prendere una decisione, potrebbe essere presente un regolamento di polizia rurale o un regolamento sull'utilizzo dei fitofarmaci derivante dalla normativa specifica regionale, la delibera della Giunta regionale 1082 del 2019, che potrebbe prescrivere norme specifiche per quel territorio, limitazioni specifiche che dobbiamo considerare insieme a quanto prescrive ad esempio l'etichetta di un prodotto e la scheda di sicurezza di un prodotto. Quindi dal punto di vista pratico l'agricoltore e il tecnico devono considerare non solo la normativa generale e i principi della difesa integrata che sono obbligatori dal gennaio 2014, ma anche quanto prescrivono i regolamenti comunali della zona in cui si sta operando. Etichetta, regolamento comunale, principi della difesa integrata, PAN, Piano d'Azione Nazionale. L'agricoltore deve, secondo questa normativa, avere a disposizione, conoscere dei bollettini territoriali che comprendano anche le informazioni, bollettini territoriali di difesa integrata che contengano anche i dati meteo, le soglie di intervento, le strategie antiresistenza, i risultati delle reti di monitoraggio, le soglie di intervento. Ciascun agricoltore deve avere accesso a questi dati, a conoscerli, averli a disposizione per poter poi applicare concretamente i principi della difesa integrata. Potranno aiutarlo nell'applicazione di questi principi anche i manuali che anche la nostra regione ha messo a disposizione per alcune culture e che danno indicazioni su come operare. Qualora si voglia fare non solo la difesa integrata obbligatoria, ma anche qualcosa in più, la produzione integrata, la difesa integrata più avanzata, che viene definita ogni anno con i disciplinari di produzione integrata, difesa integrata, che pubblicano i servizi fitosanitari delle diverse regioni. In questo caso andrò a vedere cosa prevedono e avrò limitazioni in più rispetto a quello che devo fare per ottemperare agli obblighi della difesa integrata obbligatoria. Un riferimento in ogni caso per avere più informazioni nell'applicazione della difesa integrata, oltre al bollettino Cultura Erbacee che pubblichiamo, ad altri bollettini che ci sono in regione. L'altro riferimento fondamentale sono i disciplinari di protezione integrata che ogni anno vengono pubblicati dalla nostra unità organizzativa fitosanitario per quanto riguarda la Regione Veneto e dagli altri servizi fitosanitari delle altre regioni per quanto riguarda l'Italia in generale. In ogni caso, per il Veneto, voi potete avere come riferimento sempre il bollettino Cultura Erbacee che trovate pubblicato sul sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org, oppure potete richiedere di ricevere per email scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Alla prossima!